questa è la nuova occasione per la Proloco di San Luri di organizzare ogni 2 anni, come sapete, questa rievocazione che ci riporta a fatti certo drammatici ma comunque importanti per la storia della nostra isola. E allora vorrei intanto accompagnarvi in questo inizio di rievocazione tentando di riportarvi come se fossimo in una sorta di macchina del tempo a quella che era la Sardegna dell'epoca giudicale, appunto di 6 secoli fa, di 604 anni fa, quello che accadeva poco prima di quel 30 giugno del 1409 che oggi andiamo a rievocare. Nel primo secolo, dopo il 1000, aveva in effetti già preso corpo ed era stata sostenuta da una vigorosa spinta indipendentista anche per effetto delle influenze delle città mercantili della penisola. Avevano preso corpo i 4 giudicati, quelli di Cagliari, di Arborea, di Torres e della Gallura, e la loro storia politico-diplomatica può essere fatta iniziare più esattamente nell'anno 1016, quando venne definitivamente respinta, grazie all'intervento delle flotte pisane e genovese, l'ennesima minaccia di un'occupazione musulmana della Sardegna. Ma fu quello l'evento che oltretutto aprì anche alla graduale penetrazione di Pisa e Genova in Sardegna. I giudicati di Cagliari e della Gallura erano già in mani pisane, quello di Torres nelle mani genovesi. Solo il giudicato di Arborea conservava una dinastia che potremmo definire autoctona, e fu alla fine del XIII secolo, era più esattamente il 1297, che Papa Bonifacio VIII conferiva a Giacomo II d'Aragona l'investitura della Corsica e della Sardegna, e in quel caso già 3/4 del territorio sardo erano dominati da forze straniere. Il regno catalano-aragonese si estendeva all'epoca sulla Spagna orientale, in quelle che oggi sono le province di Aragona, di Catalogna e di Valencia. Con Giacomo I d'Aragona era diventato il più importante stato del Mediterraneo e sarà poi con Alfonso V che toccherà il suo apogeo. Ora i catalani aragonesi pretendevano di attuare, almeno in parte, la parte relativa proprio al dominio della Sardegna, a realizzare concretamente il Regnum Sardinia et Corsica, cioè il regno di Sardegna e di Corsica, come il logico sviluppo della loro espansione nel Mediterraneo, e quindi dare concreta soddisfazione a quelle che erano le ambizioni della corona di Aragona. Cagliari era l'ultima roccaforte pisana ed era caduta nel 1326, fu ripopolata con cittadini che provenivano proprio dalla Spagna. Gli Arborea invece cercavano di difendere il proprio diritto all'esistenza e a realizzare un antico sogno, definiamolo un sogno di unità nazionale che risaliva già al tempo di Barisone I nel XII secolo. I giudici d'Arborea quindi non volevano sottostare a un rapporto di dipendenza feudale che veniva loro imposto e che aveva portato anche ad una guerra che ormai andava avanti da 65 anni e che era stata resa ancora più penosa dalle ricorrenti pestilenze e anche dalle carestie. Fu il giudice Mariano ad avviare la guerra contro le forze catalano-aragonesi. Siamo nel 1353. L'anno dopo riuscì anche a sconfiggerle a Porto Ponte e poi nel 1368 a Oristano. Poi morì di peste nel 1376, lasciando il suo giudicato al figlio Ugone III. La guerra però contro gli aragonesi continuò con fasi alterne sino al fatidico 1409. La situazione del resto era stata resa anche più confusa da tutta una serie di guerre intestine che avevano caratterizzato la famiglia giudicale, con le congiure che avevano portato all'omicidio di Ugone III e della figlia Benedetta nel 1383 e dal comportamento talvolta anche contraddittorio dei visconti di Narbona, che qualche volta sostenevano gli stessi re d'Aragona. Dopo la morte della giudicessa Eleonora d'Arborea, avvenuta forse nel 1404, e del figlio Mariano V nel 1407, il giudicato rimase senza eredi e per questo venne chiamato a reggere le sorti nel 1408 Guglielmo III, visconte di Narbona Bassa, mentre noi assistiamo al passaggio lungo il campo, quello che sarà poi tra poco il campo di battaglia. Assistiamo al passaggio dei musici della banda musicale di San Luri.
dove non mancavano altri pretendenti come il vedovo di Eleonora, il genovese Branca Leonadoria, e secondo i più maligni sarebbe stato proprio lui a uccidere il figlio per l'ambizione di diventare giudice. Ancora l'ingresso dei primi drappelli anche delle truppe che prendono posto per dare vita tra non molto allo scontro su questo campo che poi passerà alla storia come certo il campo della battaglia, ma anche Socidroso, e capiremo poi il perché di questo nome. C'è un altro personaggio di cui dobbiamo tener conto in queste fasi della storia della Sardegna che stiamo provando a ricordare in pillole proprio per capire perché si arriva a questa battaglia del 30 giugno del 1409. Ed è Martino il Giovane, re di Sicilia, che era l'erede del re d'Aragona Martino il Vecchio. Da parte sua non erano mancati tentativi di, come dire, provare a comporre diplomaticamente con gli Arborea anche attraverso la mediazione del podestario Oristano, ma erano tutti tentativi che erano falliti. Guglielmo III giunse in Sardegna nel gennaio del 1409, assunse il titolo di giudice e si mise a capo della lotta contro gli Aragona con l'appoggio dei genovesi, tradizionali loro nemici. Assunse come insegna l'albero degli Arborea, quello senza radici, verde, in campo argento e in campo bianco, che vedete in molti degli stendardi delle bandiere che figurano quest'oggi. Mentre nel campo di battaglia sono i musici di San Luri e gli sbandieratori di Sassi a prendere possesso del terreno per questa loro esibizione che fa da prologo all'inizio vero e proprio dei primi scontri, mentre stanno per schierarsi anche le truppe. Vedete di Guglielmo III che raggiunge la Sardegna nel gennaio del 1409, il re di Sicilia decise di raggiungere l'isola per porre fine alla disputa con gli Arborea ed era fermamente deciso a ricondurre l'intera Sardegna sotto il controllo della monarchia iberia. Cosa accade nelle settimane immediatamente successive a questo 30 giugno? Buonasera a tutti da Progress TV, chi vi parla è Giovanni Maria Bellu da San Luri per la celebrazione de Zabatalla. Ringrazio Massimo Ducireddu per la regia, Gabriele Liccosso e Raimondo Piras per la collaborazione tecnica. Allora, questa è l'8ª edizione organizzata dalla Proloco di San Luri de Zabatalla de Seddori. Diciamo che questa manifestazione ha avuto un'evoluzione nel corso degli anni nei quali si è svolta. Sono cambiate molte cose, cercheremo anche di capire perché e cercheremo anche di capire insieme a voi che cosa si sta celebrando oggi. Allora, prima di tutto la prima domanda che ci viene da fare, che molto spesso viene posta a chi organizza questa manifestazione, alla Proloco di San Luri, a Progress TV, che oggi lo ricordiamo sta andando in onda in streaming anche su Tiscali e sul sito dell'Unione Sarda, è il perché si celebra una sconfitta. Il 30 giugno di 604 anni fa la Sardegna e i sardi persero la loro sovranità e la loro indipendenza. La battaglia di San Luri vedeva gli aragonesi invasori da una parte e i sardi che difendevano la propria terra. Questa battaglia si risolse con una sconfitta per i sardi, da cui prende il nome anche il luogo in cui avvenne il massacro, che viene definito nella variante sarda campidanese Socidroju, termine intraducibile in lingua italiana che significa più o meno sommariamente il luogo nel quale è avvenuta un'uccisione di massa. È stato un momento importante per la storia dei sardi, della Sardegna e della nazione sarda, perché è stato il momento in cui abbiamo perso l'indipendenza e da allora non siamo più riusciti a riconquistarla. Ricordiamo che poi nel 1720, con il Trattato dell'Aia, la Sardegna entra a far parte dell'orbita italiana e tuttora, ancora oggi, la nazione sarda, come tutti sapete, non ha la propria indipendenza, ma si trova all'interno dello Stato italiano. Ebbene, è un momento importante quello del 30 giugno di 604 anni fa.
È un momento fondamentale perché vide i sardi uniti come un solo uomo per opporsi alla conquista dell'invasore. Intanto, mentre vediamo nelle immagini gli sbandieratori che ci introducono alla rappresentazione della battaglia, che tra poco vedremo e che cercheremo di descrivere per sommi capi, che cosa ci facevano gli aragonesi in Sardegna 604 anni fa? Erano un esercito invasore, erano venuti come un esercito di invasione, oppure le cose sono andate in maniera diversa? Beh, dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo. Qualche tempo prima della battaglia di San Luri, e precisamente 150 anni prima, il re Bonifacio VIII nel 1297 aveva infeudato la Sardegna a Giacomo II il Giusto, re d'Aragona. Questa infeudazione aveva un valore molto minore rispetto a quella che potremmo dare oggi. Diciamo che in quel periodo si tentava da parte di tutti i regni e di tutte le casate d'Europa di infeudarsi o al Sacro Romano Impero Germanico o al papato per avere una legittimazione o guelfa o ghibellina di quella che era la propria autorità. In questo caso, in quel periodo, c'erano state ben due infeudazioni, quella di cui abbiamo parlato di Bonifacio VIII, che per risolvere diplomaticamente la guerra del Vespro fra gli Angioini e gli Aragonesi aveva deciso motu proprio unilateralmente di infeudare la Sardegna a Giacomo II il Giusto di Aragona. Ma c'era stata anche un'altra infeudazione, c'era stata l'iniziativa di Barisone II d'Arborea, che si era presentato al cospetto dell'imperatore del Sacro Romano Impero Germanico Federico Barbarossa, aveva reclamato per sé l'investitura di re di Sardegna. In quel caso, qualora questa investitura fosse andata a buon fine, il regno di Sardegna sarebbe entrato a far parte dell'orbita del Sacro Romano Impero Germanico, in questo caso contrapponendosi alla legittimazione guelfa che invece Giacomo II d'Aragona traeva dall'investitura di Bonifacio VIII. Le cose andarono in maniera diversa, perché nessuna di queste due infeudazioni poi venne di fatto tradotta in una conquista militare, ma gli aragonesi paradossalmente si presentarono in Sardegna nel momento in cui vennero chiamati dai sardi stessi, cioè nel momento in cui c'era un conflitto fra metà della Sardegna che era occupata dalla Repubblica Pisana e l'altra metà della Sardegna che era occupata dai sardi guidati da Ugone II d'Arborea. Ebbene, Ugone II d'Arborea effettua, formula, sancisce un'alleanza militare con Giacomo II d'Aragona che si risolve in una guerra contro i pisani per la liberazione del territorio sardo. Gli aragonesi però reclamano per sé alcuni territori, non vengono gratuitamente a fare la propria alleanza con i sardi, ma rivendicano alcuni dei territori che sono stati conquistati congiuntamente insieme alle truppe sarde. E dopo che, per esempio, a Cagliari, a Castel di Castro, la guarnigione della Repubblica Pisana viene espulsa a manu militari dalle forze coalizzate dei sardi e degli aragonesi, gli aragonesi si stanziano militarmente a Cagliari e ripopolano l'intero Castel di Castro con elementi appartenenti alla propria etnia. Da lì comincia un conflitto che verrà sviluppato da Mariano IV, figlio di Ugone II, che cambierà completamente la politica del padre e deciderà uno scontro con gli aragonesi per liberare il territorio della Sardegna. È uno scontro che andrà positivamente, gli aragonesi perderanno tutte le città sarde ad eccezione di Alghero e di Cagliari. Proprio quando la Sardegna sta per essere liberata, Mariano IV muore presumibilmente di peste. La conduzione militare e politica dei successori di Mariano IV non sarà brillante come quella di chi li ha preceduti, e al momento in cui celebriamo la battaglia, di cui vediamo i vessilli, ecco adesso vediamo i vessilli dell'albero del radicato di Arborea, che era il simbolo del giudicato del regno sardo di Arborea. Tra poco vedremo i pali catalani, che sono l'emblema della monarchia iberica. Ebbene, qui occorre anche sottolineare una cosa che è importante. Dicevamo prima che questa rappresentazione effettuata dalla Proloco di San Luri nel tempo ha registrato e ha avuto dei cambiamenti. Allora, uno dei cambiamenti maggiori è stata la totale assenza dei quattro muri. Oggi voi non vedrete i quattro muri sfilare da parte di nessuna delle due truppe. Non li potrete vedere ovviamente sfilare da parte dei sardi, che avevano l'emblema del regno d'Arborea. Non li vedrete da parte di coloro che rappresentano gli aragonesi, che si presentano con i vessilli del palo dei pali catalani.
Inizialmente la bandiera dei quattro muri aveva attratto una serie di inconvenienti e di incomprensioni. Perché? Perché i sardi erano abituati a individuare la bandiera dei quattro muri come la propria. La bandiera dei quattro muri è il simbolo dell'attuale regione autonoma della Sardegna. Il lapsus Repubblica non era, diciamo, voluto, ma era un lapsus freudiano. Per cui, in genere, quando si vedevano le prime rappresentazioni nei quali c'erano i quattro muri, chi veniva a vedere la rappresentazione della battaglia di Seddori era convinto che chi esponeva il vessillo fossero i sardi. E invece era esattamente il contrario. Il vessillo esposto dai sardi, come abbiamo detto, era quello dell'albero deradicato di Arborea, ed erano proprio gli aragonesi invasori che avevano, oltre ai pali catalani della contea di Barcellona, anche i quattro muri che erano un simbolo del regno d'Aragona. Cioè, voi pensate che i sardi che hanno combattuto in questa battaglia, i nostri antenati che circa 600 anni fa hanno combattuto questa battaglia, individuavano l'albero dei quattro muri come la rappresentazione, la bandiera dei quattro muri come la rappresentazione dei propri nemici. Pensate come va la storia adesso. I sardi tendiamo molto spesso ad identificarci con i quattro muri perché rappresentano il vessillo della regione autonoma della Sardegna. Ebbene, 600 anni fa i nostri antenati identificavano i quattro muri come la bandiera degli invasori e dei nemici. Ragion per cui, forse per questa ragione, la Proloco di San Luri ha ritenuto opportuno eliminare dalla narrazione questo tipo di vessillo che traeva molti in inganno. Molto spesso si vedevano i cavalieri, gli arcieri, i fanti che rappresentavano i sardi del regno di Arborea sfilare sotto l'albero deradicato, gli aragonesi sfilare sotto la bandiera dei quattro muri, e il pubblico, paradossalmente, faceva tifo per gli aragonesi perché, vedendo la bandiera dei quattro muri, li identificava come appartenenti all'etnia e alla nazione sarda. Non era così. Non era così, e probabilmente questo espediente, diciamo, narrativo di togliere i quattro muri in qualche modo aiuta a comprendere chi ancora non conosce la storia, che non si insegna evidentemente nelle scuole italiane, a capire in qualche modo da che parte stare. Ecco, vediamo adesso lo spettacolo degli sbandieratori per capire la colorazione di coloro che rappresenteranno le varie truppe in campo. Ecco, vedete, stanno sfilando in questo momento i pali catalani che rappresentano gli aragonesi. Quindi laddove vedrete i colori giallo-rossi, che ovviamente non sono i colori della Roma in questo caso, vedrete che questi colori rappresentano gli arcieri, i fanti, il corpo di cavalleria degli invasori aragonesi. Laddove invece vedrete il colore verde, l'albero deradicato di Arborea, quelli sono i sardi che difendevano il proprio territorio. Allora, due parole anche sulla battaglia, poi cercheremo anche di approfondire, vedendo anche gli spunti che ci verranno offerti dallo svolgimento della rappresentazione stessa. Allora, parliamo prima di tutto dell'esercito degli invasori aragonesi. Allora, Martino il Giovane, che guida l'esercito aragonese invasore, che è il figlio di Martino il Vecchio, il re di Aragona, sbarca in Sardegna con 150 navi, di cui all'incirca 24 galeoni e 10 galee e una quindicina di galeotti. Come funziona l'esercito degli aragonesi invasori? È un esercito per lo più professionale, composto da numerosi mercenari. Ci sono numerose etnie che compongono la corona d'Aragona all'epoca, che sono in campo, che combattono contro i sardi. Ci sono i valenzani, ci sono gli italiani che provengono dalla Sicilia, ci sono gli aragonesi propriamente detti. In genere l'esercito è composto principalmente da un corpo di fanteria, di truppe scelte di fanteria, e poi all'incirca un 200-300 cavalieri, un corpo di cavalleria che viene guidato dall'aragonese che si chiama Pietro Torelles. Si tratta di truppe molto preparate. Ci sono anche le truppe dei Baleari, che in passato erano famosi per essere dei frombolieri, in questo caso, in questa battaglia fanno gli arcieri. È un esercito che
è estremamente preparato, possiedono un'armatura, possiedono uno scudo, possiedono una lancia, possiedono una spada lunga e una spada corta, i fanti dell'esercito aragonese. L'esercito invece di Guglielmo III di Narbona Abbas, che guida i sardi del regno di Arborea, è composto da un corpo di fanteria di volontari, che funziona come funzionava più o meno la leva durante la Repubblica Romana. Come funzionava la leva durante la Repubblica Romana? I cittadini dovevano ottenere l'armamento per conto proprio, dovevano autofornirsi dell'armamento e in base alle risorse economiche potevano fornirsi di un armamento più o meno adeguato. Ecco, in genere la fanteria sarda aveva la cosiddetta virga sardisca, che era uno strumento che alcuni storici militari ritenevano totalmente adeguato, totalmente inadeguato, anzi al contrario, per sopravanzare un esercito di fanteria aragonese che, come abbiamo detto, aveva invece uno scudo, una spada lunga, una spada corta, le lance. Però aveva una caratteristica l'esercito dei sardi, l'esercito dei nostri antenati, che era un esercito volontario. Non c'erano mercenari, non c'erano coscritti, non c'era la leva di massa. Le fonti aragonesi parlano del fatto che dalla Gallura, dai graniti della Gallura, dalle zone della Barbagia, dalle pianure del Campidano, tutti i sardi accorrevano volontariamente per difendere la propria terra e si armavano come meglio potevano. Questo rappresentava ovviamente dal punto di vista politico un punto a favore per i sardi, a differenza degli aragonesi, che l'abbiamo detto era un esercito per lo più mercenario o coscritto. Rappresentava sicuramente un punto di favore dal punto di vista politico, perché questi sardi stavano difendendo la propria terra volontariamente. Però dal punto di vista della preparazione militare, dovendo queste truppe di fanteria fornire da se stessi il proprio armamento, risultavano praticamente in minoranza dal punto di vista tecnico e dal punto di vista militare rispetto alla fanteria aragonese. Differente invece è la situazione della cavalleria. La cavalleria si trattava di truppe mercenarie e precisamente, essendo il re di Arborea che guidava i sardi, Guglielmo III di Narbona Abbas, di origine francese, le truppe di cavalleria, i 200 cavalieri che vennero schierati durante la battaglia di San Luri, erano principalmente composti da truppe francesi. Vedremo poi in seguito, attraverso la rappresentazione della battaglia, che però comunque, perché anche dal punto di vista numerico erano molto più numerosi, sarà la fanteria che reggerà maggiormente l'urto anche della cavalleria aragonese. E poi vedremo anche come questo avverrà, perché notoriamente durante il Medioevo nessun esercito di fanteria può reggere all'urto della cavalleria pesante. Vedremo poi se la rappresentazione sarà adeguata come è stata in queste 8 edizioni, come si presenterà questo scontro fra la fanteria sarda e la cavalleria pesante aragonese e come interverranno i 200 cavalieri francesi coscritti, mercenari del Guglielmo III di Narbona Abbas che combattono a fianco dei sardi. Questo lo vedremo mentre si snocciola la rappresentazione. Intanto vediamo gli sbandieratori e io mi taccio e vi invito ad osservare quello che si svolge attraverso gli schermi di Progress TV.
Eccoci di nuovo in diretta. Per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, io sono Giovanni Maria Bellu, vi parlo da San Luri per la celebrazione della battaglia. Vi parlo da Progress TV, la TV ufficiale di Progress Progetto Repubblica. Come abbiamo detto in precedenza, lo ribadiamo a beneficio di chi si fosse messo in ascolto in questo momento. Questa è l'8ª edizione della celebrazione della battaglia di Sedori, della battaglia di San Luri, nella quale i sardi persero la propria indipendenza, combattendo contro gli aragonesi. Vedremo in questa rappresentazione da una parte gli invasori aragonesi con i pali catalani che rappresentano l'emblema delle truppe aragonesi che invadono la Sardegna circa 604 anni fa. E poi vedremo la bandiera dell'albero del radicato di Arborea, che invece è il vessillo delle truppe dei sardi che difendono il proprio territorio. Ricordiamo che questa battaglia si risolve, ahimè, con una sconfitta per i sardi. La Sardegna diventerà un dominio personale del re d'Aragona e in particolare un vicereame del regno di Aragona, e non acquisterà più la propria indipendenza fino a quando nel 1720, col Trattato dell'Aia, finirà nell'orbita italiana e quindi verrà sostanzialmente a far parte del territorio italiano. Oggi vedremo la rappresentazione della battaglia. Stiamo vedendo gli sbandieratori di Sassari a beneficio di chi si fosse messo in ascolto in questo momento. Ecco, vediamo già alcuni cavalieri catalani, li riconosciamo dal colore giallo-rosso, che evidentemente non è il colore della Roma, ma è il colore degli aragonesi che 604 anni fa condussero questa battaglia di conquista e di invasione nei confronti dei nostri antenati. Vedremo le truppe che si schiereranno. All'epoca c'erano gli arcieri, i cavalieri, i fanti. Vedremo che ovviamente all'epoca, non essendoci internet e non essendoci le trasmissioni radio, quando le truppe dovevano entrare in campo, chi comandava le truppe stesse, attraverso dei vessilli, attraverso delle bandiere, decideva chi doveva scendere in campo. Quindi a seconda della bandiera che veniva mostrata scendevano in campo i fanti oppure la cavalleria pesante, oppure veniva dato ordine agli arcieri di scagliare i propri dardi e le proprie frecce nei confronti della cavalleria e della fanteria avversarie. Ricordiamo gli schieramenti in campo, quali erano, come vengono rappresentati oggi: le truppe aragonesi che invadono la Sardegna, guidate da Martino il Giovane, figlio del re d'Aragona Martino il Vecchio, ultimo rampollo di quella dinastia, che poi, come vedremo, troverà la morte in Sardegna. Quella dinastia si estinguerà e subentrerà un'altra dinastia non autoctona. Martino il Giovane, lo ricordiamo, arrivò con circa 150 navi, di cui 24 galeoni, 10 galee e 15 galeotti. Sbarcò in Sardegna probabilmente da Alghero, che in quel periodo era occupata dagli aragonesi, e si accinse a combattere contro i sardi. L'esercito degli aragonesi era molto composito, era composto da truppe aragonesi, truppe valenzane, truppe di italiani provenienti dalla Sicilia, perché la Sicilia faceva parte del reame di Aragona a quel tempo. C'erano numerosi mercenari, tutti erano coscritti. L'esercito invece dei sardi del regno di Arborea, che difendevano la propria terra, guidato da Guglielmo III di Narbona Abbas, era per lo più, soprattutto per quanto riguarda il reparto di fanteria, costituito da volontari. Quindi questa era la maggiore differenza fra l'esercito di coscritti aragonesi e l'esercito di volontari sardi, che tutti i sardi erano accorsi a questa battaglia per difendere la propria terra. Erano accorsi dalle terre granitiche della Gallura, erano accorsi dalle terre del Campidano, che in passato erano state definite il granaio di Roma, erano accorsi dalle foreste della Barbagia, tutti per difendere la propria terra ed equipaggiati a spese proprie. Possedevano una spada che veniva definita virga sardisca, che poi gli storici militari hanno definito totalmente inadeguata per sopravanzare la fanteria aragonese, ma il corpo di spedizione sardo che difendeva il proprio territorio contava anche di 200 cavalieri coscritti provenienti dalla Francia, proprio perché Guglielmo III di Narbona Abbas era
di origine francese. Vedremo poi in seguito attraverso la rappresentazione della battaglia. Ecco, intanto stiamo vedendo sfilare le bandiere. Vediamo la bandiera dell'albero deradicato di Arborea, che è il vessillo sotto il quale si riunivano i sardi. Poi vediamo l'albero dei pali catalani, che è il vessillo sotto il quale si riunivano gli aragonesi. E poi vedremo come si svolgerà la battaglia e come il corpo di fanteria sardo riuscirà in qualche modo a difendersi dall'urto della cavalleria pesante aragonese, nonostante chiunque abbia un minimo di nozione di storia militare sappia che all'epoca medievale contro la cavalleria pesante non c'era alcun rimedio da parte della fanteria. Ecco, sono le 18:35 in questo momento. Vediamo, ecco, sullo sfondo, nella collina, che ci sono i cavalieri che si posizionano. Vedremo i cavalieri, le truppe di cavalleria sia degli aragonesi sia le truppe dei 200 cavalieri che stanno sotto le insegne del regno di Arborea, quindi dei sardi, che sono 200 cavalieri di origine francese. Vedremo lo scontro che si caratterizzerà tra queste due truppe. Ecco, vedete che intanto stanno sfilando. Questo è il corpo di fanteria, questo è il corpo di fanteria arborense. Vedete la classica divisa verde, vedete i vessilli dell'albero deradicato. Ecco, vedete la rappresentazione degli scudi con l'albero deradicato di Arborea. Vedete le bandiere, vedete i vessilli. Ecco, probabilmente in questa rappresentazione l'unica cosa che non abbiamo ancora visto, ma credo che vedremo fra poco, è il corpo di arcieri provenienti soprattutto dalle Baleari e soprattutto valenzani, che aveva messo in campo il principe Martino il Giovane di Aragona. Chi manca il cellulare? A chi manca il cellulare? Accettano barati? Nessuno? Credo non era. Si schierano le truppe, questa è la fanteria sarda degli arborensi, che l'abbiamo detto in precedenza costituisce il nervo dell'esercito sardo. Non si tratta, lo ricordiamo, di coscritti, non si tratta di una leva obbligatoria, si tratta di patrioti che sono accorsi da tutta la Sardegna per difendere il proprio territorio dall'invasore aragonese, e si tratta soprattutto di elementi che hanno una dotazione ed un'armaturia proprie, a seconda di quelle che sono le proprie disponibilità economiche. Ecco, vedete da questa inquadratura d'insieme le truppe della fanteria sarda che si raggruppano con i propri scudi, con la virga sardisca e con i vessilli dall'albero deradicato di Arborea. Se l'audio ci viene incontro potete sentire anche l'urlo di battaglia. Ecco, vedete uno dei comandanti che passa in rassegna le truppe. Da parte dei componenti dell'esercito giudicano. Vedete che la ricostruzione è molto fedele, perché alcuni sono dotati di armatura. Vedete uno dei comandanti in capo delle truppe che è dotato di armatura, altri non sono dotati di armatura. Questo era molto probabile che avvenisse, perché essendo le truppe di fanteria sarda, come abbiamo detto in precedenza, non essendo truppe coscritte, quindi provvedendo da se stessi a rifornire quelli che sono i propri armamenti, era molto probabile che ci fosse chi aveva delle armature adeguate, chi aveva delle armature inadeguate e chi non possedeva affatto un'armatura. Quindi questa ricostruzione è molto fedele. Ecco che intanto vediamo in primo piano, rispetto alle truppe di fanteria, iniziamo a vedere qualche truppa di cavalleria. Ecco, le riconosciamo, sono rosse e bianche, hanno lo stemma dell'albero deradicato di Arborea. Vediamo che invece l'interlocutore che stiamo vedendo invece è un cavaliere aragonese, che riconosciamo dai colori giallo-rossi e dai pali catalani. Ecco, vedete che in questo momento c'è un conciliabolo tra i due nemici, potrebbe rappresentare i due comandanti della cavalleria che attaccano battaglia. Come si diceva,
in lingua latina, committere prelium, attaccare battaglia. È costruito molto bene anche nel film di Braveheart di Mel Gibson, una scena del genere dove ci sono le truppe scozzesi da una parte e le truppe inglesi dall'altra e i comandanti del campo che si presentano reciprocamente per dettare le condizioni l'uno all'altro. In caso di accordo la battaglia non viene combattuta, in caso di disaccordo la battaglia viene combattuta, ed è questo il caso che ci accingeremo a vedere. Ecco, vediamo intanto le immagini della fanteria sarda e sul primo piano alcuni elementi della cavalleria sarda delle truppe del Regno di Arborea guidate da Guglielmo III di Narbona. I cavalieri aragonesi arretrano dietro le tribune, arretrano, recuperano la loro posizione anche componenti cavalieri e araldi dell'esercito giudicale. Mentre la fanteria schierata e sulla collina i cavalieri. Ecco l'esercito giudicale, l'esercito dei sardi, l'urlo di battaglia. Ecco, abbiamo visto un cavaliere inquadrato che innalza il bardo verso il cielo in segno di battaglia. Per chi si fosse messo all'ascolto in questo momento, abbiamo visto il conciliabolo fra i comandanti di campo delle due cavallerie. Normalmente accadeva negli scontri del Medioevo che i due comandanti del campo cercassero un accordo prima di combattere la battaglia. Qualora l'accordo non fosse avvenuto, la battaglia veniva combattuta, ed è questo il caso che abbiamo assistito. Ecco un'altra inquadratura sulle truppe della fanteria sarda con i loro vessilli che sventolano al vento, un vento che, voglio dire, sta un po' infastidendo anche noi e la diretta, quindi se sentite qualche folata di vento vi accorgerete dalla bandiera che è una caratteristica di questi luoghi. Ecco, vedete in questa inquadratura d'assieme la fanteria nella parte bassa e nella parte della collina, nella parte superiore della collina, prospiciente alla parte ovest e quindi alla parte sinistra per chi guarda i nostri schermi. Vediamo invece la cavalleria. Reparti di cavalleria, lo ricordiamo, sono di origine francese, sono coscritti, a differenza delle truppe sarde dei fanti, che invece arrivano da tutta la Sardegna, non sono coscritti ma sono dei volontari. Ecco, vedete i cavalieri che scendono lungo il pendio e si preparano ad attaccare battaglia. Si sentire fanti e arcieri sardi con queste loro cittadelle. Ecco la cavalleria che si avvicina ai comandanti di campo, che vediamo anch'essi sul cavallo. Qui si riposizionano anche i cavalieri aragonesi. Ecco la cavalleria aragonese. Abbiamo visto in precedenza la cavalleria sarda, questa è la cavalleria aragonese, lo ricordiamo, la riconosciamo dal colore giallo-rosso, dal vessillo dei pali catalani, anch'esso che sventola. Prima abbiamo visto un cavaliere sardo che sollevava il bardo rivolto verso il cielo, in segno di sfida nei confronti della cavalleria aragonese qui inquadrata, che i sardi si accingeranno a combattere. Ecco, vedete sullo sfondo una bandiera dei quattro muri. Abbiamo detto prima che era sparita dalla rappresentazione, ecco, è proprio nel punto esatto, perché la bandiera dei quattro muri, che oggi rappresenta la regione autonoma della Sardegna, era la bandiera degli aragonesi, quindi i cavalieri e i fanti sardi che qua state vedendo, ecco, vedete inquadrato i fanti sardi sotto i vessilli dell'albero di Arborea, individuavano, ecco la bandiera dei quattro muri, individuavano coloro che portavano il vessillo dei quattro muri come i propri nemici contro cui combattere, quindi gli invasori aragonesi. Questi sono i paradossi della storia. Quante volte ci è capitato di stare in Italia, in qualsiasi paese d'Europa o del mondo,
e di vedere la bandiera dei Quattro Muri in un ristorante, in un circolo dei sardi, e vederla come un punto di riferimento, capire che lì ci sono dei nostri connazionali, che ci sono dei sardi come noi che appartengono alla nostra nazione. Ci può capitare a Roma quando vediamo la bandiera presso il Gremio, il circolo dei sardi. Ci può capitare in qualsiasi parte d'Italia presso il circolo dei sardi che c'è a Milano. Bene, invece sappiate che i nostri antenati, quando vedevano la bandiera dei Quattro Muri, avevano una reazione completamente diversa da quella che abbiamo noi. Li vedevano come nemici, la vedevano come la bandiera degli invasori aragonesi. E oggi questa bandiera viene adottata come lo stemma della regione autonoma della Sardegna. Ecco, vediamo i primi movimenti dei cavalieri aragonesi. Questa è una sorta di standing ovation più che altro per consentire al pubblico di individuarli. Ecco, sentiamo qualche applauso. Ovviamente il commentatore un po' di parte vi dirà che l'applauso nei confronti degli aragonesi personalmente me lo sarei risparmiato volentieri, ma ovviamente ognuno è libero di applaudire chi ritiene più opportuno. Ovviamente si scherza perché l'applauso ovviamente era indirizzato a coloro che rappresentano questa battaglia, che lo stanno facendo in modo egregiamente, sia chi lo fa nel campo aragonese sia chi lo fa nel campo giudicale sardo. Tra l'altro questa manifestazione avviene da 8 anni, per cui tutti gli autori di questa rappresentazione sono estremamente addestrati e conoscono a memoria tutti i movimenti che devono effettuare, quindi ovviamente l'applauso era rivolto alla bravura e alla capacità di interpretare il ruolo sia dei cavalieri aragonesi sia dei cavalieri sardi. Fermo restando che, ribadisco, l'applauso me lo sarei risparmiato volentieri comunque. Ecco le telecamere che indugiano sulla fanteria sarda. Se l'audio ci viene incontro potete sentire l'urlo di battaglia. Vedete il comandante del campo. Vi anticipo già che nel primo urto della cavalleria aragonese, per lo più costituita da cavalieri coscritti e mercenari valenzani, il primo urto, dicevo, sarà retto principalmente dalla fanteria sarda che in questo momento viene inquadrata. Gli arcieri da parte aragonese. Ecco, adesso se l'inquadratura ci viene incontro vediamo che stanno sfilando. Ecco qua, questo è il corpo degli arcieri aragonese. Il corpo degli arcieri era estremamente importante in una battaglia del Medioevo perché consentiva di intercettare la cavalleria e la fanteria prima ancora che entrassero in campo. Ovviamente era un po' un gioco di nervi, nel senso che quando la cavalleria entrava in campo cercava di fare strage degli arcieri prima che gli stessi potessero intervenire, magari se fossero stati in una posizione più alta rispetto ai cavalieri e ai fanti avrebbero fatto strage di questi ultimi e questi ultimi non sarebbero stati in grado di entrare in guerra, quindi era un po' un gioco di nervi. Vedete che gli arcieri aragonesi hanno le loro frecce infuoccate che vengono utilizzate molto spesso per contrastare la cavalleria prima che la stessa entri in campo. Ma qua ricordiamo che il nervo dell'esercito sardo è soprattutto la fanteria. Ecco, vedete una rappresentazione estremamente adeguata. Tra l'altro gli arcieri avevano bisogno di estrema mobilità, per cui non possedevano notoriamente un'armatura. Dovevano avere una mobilità estremamente ampia che gli consentisse di lanciare i dardi nei confronti della cavalleria e della fanteria avversaria, per cui ovviamente la presenza di un'armatura
avrebbe rappresentato in qualche modo un ostacolo a questa mobilità che si rendeva assolutamente necessaria. Per cui le due caratteristiche principali erano la mobilità, che abbiamo detto, e la possibilità di porsi in una posizione di superiorità, quindi su un colle rispetto alla fanteria, alla cavalleria avversaria. Ecco, vedete, le telecamere indugiano ancora sugli arcieri aragonesi, anche loro in abito giallo-rosso. Qualcuno ha l'armatura, che è una caratteristica che, è bene dirlo, non è presente in linea di massima all'interno degli arcieri. Esercito giudicare da una parte, quello aragonese dall'altra. Presente delle scaramucce, dalle minacce, si passi concretamente allo scontro aperto nel campo di battaglia. Ecco, vedete che c'è la simulazione di una sorta di scaramuccia, vedete che c'è anche qualche fante che si trova vicino al corpo degli arcieri. Avete visto prima in precedenza, non c'è soltanto qualche fante, ma c'è anche lo sbandieratore che deve indicare esattamente, deve essere posto su un punto facilmente riconoscibile da tutte le truppe, perché a seconda del colore della bandiera che verrà tirato fuori, che verrà esposto, dovranno muoversi gli arcieri per colpire la cavalleria e la fanteria avversaria, oppure dovrà esserci la carica di cavalleria, oppure ci dovrà essere l'entrata in campo della fanteria. Ecco, vedete che c'è il lancio degli arcieri che cercheranno di colpire la fanteria e la cavalleria sarda. Quadrati gli arcieri aragonesi che rivolgono i propri dardi contro la fanteria sarda, una fanteria composta da volontari che costituisce il nervo dell'esercito dei difensori, che si contrappone a quello degli invasori aragonesi. Ecco, vedete che c'è chi dà l'ordine di lanciare le frecce. Non so se è stato inquadrato, se avete la possibilità di vedere lo sbandieratore. Ecco, lo vedete sulla sinistra, in questo momento in posizione di riposo, ovviamente perché ha già dato il segnale, che ha dato l'ordine agli arcieri di intervenire. Si prepara ad un terzo lancio, ad una terza salva di frecce infuocate. Questo, diciamo, è il terzo lancio che avviene. Ovviamente è una dimostrazione che ha la sua complessità nel verificarsi, perché in genere, ovviamente, quando arrivava la pioggia di frecce nei confronti dei fanti, gli stessi si dovevano proteggere con gli scudi e alcuni venivano colpiti. C'è molta filmografia militare da questo punto di vista. Abbiamo citato prima Braveheart, anche lì c'è una scena ricostruita molto fedelmente. L'azione degli arcieri molto simile a quella che stiamo vedendo adesso, attraverso frecce infuocate e non. E dall'altra parte le truppe degli scozzesi che si riparano con gli scudi. Qui vediamo le truppe degli arcieri da una parte e la fanteria sarda dall'altra. Ecco, vedete, il campo è molto ampio, ma consente in alcuni momenti di inquadrare le due componenti avverse che si fronteggiano. Ecco, vedete i vessilli delle truppe sarde d'Arborea. Vedete la cavalleria posizionata sul colle. Vedete che c'è una simulazione di arretramento della cavalleria giudicale, che presumibilmente è stata colpita dalle frecce degli arcieri scagliati dagli aragonesi. Avanzano i fanti giudicali, mentre prosegue il lancio di frecce da parte degli aragonesi. Ci provano i fanti allora con lo scudo giudicale a incalzare l'azione degli arcieri. Ecco, vedete che adesso c'è, a seguito della fuga della cavalleria, dietro gli scudi. Ecco, vedete che si riparano dietro gli scudi, come avevamo detto in precedenza.
Ecco, in realtà a beneficio, diciamo, di precisione, qualche piccolo particolare andò in maniera diversa. Diciamo che il primo scontro fu una carica della cavalleria aragonese nei confronti della fanteria sarda. Gli arcieri in quell'occasione non furono in grado di intervenire perché posizionati in un luogo che non consentiva l'intervento, ma tuttavia è stato utile comunque vederli all'opera per capire come è strutturata non soltanto la battaglia di San Luri, ma una battaglia medioevale in genere. Mentre sul fronte opposto arretrano ora gli arcieri, sopravanza la cavalleria a protezione degli arcieri, possono così ritirarsi. Ecco, vedete, in precedenza abbiamo visto la cavalleria giudicale che avanzava a protezione della fanteria, adesso invece vediamo la carica della cavalleria aragonese a protezione degli arcieri. Ecco, vedete, questa ricostruzione è abbastanza fedele perché, come abbiamo detto in precedenza, la prima carica fu proprio della cavalleria aragonese costituita da coscritti valenzani nei confronti della fanteria sarda. Ecco, vedete che la maggior parte dei cavalieri aragonesi in effetti possiedono un'armatura, e ciò è assolutamente fedele rispetto a quello che è stato lo svolgimento reale della battaglia. Mentre i popolani intervengono sul campo per raccogliere le frecce. Questa è una... Ecco, vedete che c'è anche una caratteristica particolare, vedete che c'è chi sta raccogliendo le frecce. Ecco, in genere molto spesso le frecce erano un materiale bellico che veniva riutilizzato, per cui la raccolta di queste frecce era assolutamente necessaria sia per recuperare il materiale bellico, sia anche per consentire che, qualora ci fosse stata una carica di cavalleria, non ci fosse stato del nocumento, del danno per i cavalli che la effettuavano nel calpestare le frecce stesse che si trovavano disseminate dopo l'attacco degli arcieri. Provano ancora ad avanzare, fanno formazione in linea con le picche, le lunghe lance. Ecco, vedete che c'è una parte dei fanti sardi sotto le insegne dell'albero del radicato di Arborea che possiedono delle lance lunghe, non solo la virga sardisca. Sono in pochi, a dire la verità, perché ovviamente dovendo provvedere da se stessi al proprio armamento non era facile trovare una lancia, per cui anche questa ricostruzione è abbastanza fedele, perché coloro che possiedono una lancia in realtà sono in pochi rispetto a coloro che possiedono invece la verga, che è la spada che viene utilizzata più frequentemente durante il combattimento. Ecco, vedete ancora le telecamere che indugiano sulla cavalleria giudicale, sugli stendardi della bandiera sarda del giudicato di Arborea, dell'albero del radicato. Ora sono i cavalieri aragonesi con le lance che si apprestano a... Ecco, vedete che c'è anche del pubblico con la bandiera di Arborea. Intanto vediamo un'altra simulazione di movimento della cavalleria aragonese. I cavalieri aragonesi possiedono la lancia lunga. Ecco, vedete, questa è la carica che abbiamo anticipato in precedenza dei cavalieri aragonesi. Eccoli che partono nei confronti della fanteria sarda. Vedete che i fanti si pongono a protezione con gli scudi. Ecco, vedete i cavalieri aragonesi che colpiscono veementemente con le lance la fanteria sarda che cerca di ripararsi attraverso gli scudi. Parrebbe essere una lotta impari, ma non andò esattamente così. Diciamo che seppero come difendersi, soprattutto perché erano in maggioranza numerica i sardi rispetto agli aragonesi. E poi vedremo che la vittoria e il trionfo della cavalleria non era dovuto a ragioni tecniche ma a ragioni militari, perché il comandante delle truppe aragonesi, Pietro Torelles, riuscì a spezzare in due
la fanteria sarda, che venne divisa in due tronconi ed ebbe molte meno possibilità di difesa rispetto a quelle che avrebbe avuto se fosse rimasta compatta. Ecco, vedete questa simulazione di attacco attraverso le lunghe lance dei cavalieri aragonesi nei confronti dei fanti sardi giudicali che si proteggono con gli scudi. Ecco, vedete un'altra simulazione di carica di cavalleria. Diciamo che avviene un po' alla spicciolata, cioè non sembrano estremamente compatti i cavalieri aragonesi. Vedete che in qualche modo la distanza che c'è fra chi rappresenta i fanti sardi, fra l'uno e l'altro, cerca di rappresentare in qualche modo quello che è lo sfaldamento della fanteria sarda, che viene diviso in due tronconi dalla cavalleria aragonese e che quindi hanno buon gioco a prevalere, benché in minoranza numerica. Ecco, vedete che c'è un ingaggio di combattimento fra alcune truppe di cavalleria sarda che sono scese in campo per difendere i fanti. Ecco, vedete che c'è una simulazione di duello fra l'uno e l'altro. Ecco, vedete che in parte è scesa in campo a protezione dei fanti la cavalleria dei francesi alleata dei sardi. Si tratta di 200 cavalieri nella storia. Ecco, vedete la simulazione di duello fra le due cavallerie. Ora i fanti si sentono tamburi e camerieri della città di Sassari. Immaginate però quanto cruento sia stato nella realtà lo scontro che adesso è stato rievocato sotto queste forme. Ecco, se l'audio ci è venuto incontro, credo che sentiate i tamburi degli sbandieratori di Sassari che simulano la battaglia alla quale abbiamo appena assistito, della carica della cavalleria aragonese nei confronti della fanteria sarda, supportata e protetta dalla cavalleria sarda stessa, dei 200 cavalieri francesi. Abbiamo visto la simulazione di duelli fra le due cavallerie che si sono contrapposte. Ecco che vediamo sfilare in un'altra simulazione di carica i cavalieri aragonesi. Simulazione di scontro con la cavalleria sarda. Il tributo, l'applauso del pubblico alla cavalleria sarda, che in questo momento vediamo in posizione di schieramento. Sul fronte opposto, in alto, nella zona più alta del campo di battaglia, quello aragonese. Ecco inquadrata nuovamente la cavalleria arborense dei sardi, composta per lo più da cavalieri provenienti dalla Francia. Alcuni sfilano in lontananza, alcuni sono in posizione di schieramento. A fronteggiarsi sono gli eserciti guidati da Guglielmo Viscontello di Narbona e Martino il giovane re di Sicilia. Ecco un'altra simulazione di scontro fra le due cavallerie.
cavalleria aragonese guidata da Pietro Tettorelles, comandante in capo, nominato da Martino il Giovane, principe di Aragona. Cavalleria sarda di 200 cavalieri coscritti francesi, comandata da Guglielmo, visconte di Narbona. Ecco, vedete che c'è un clima di festa e di divertimento che tradisce i cavalieri che stanno simulando questa battaglia. Diciamo che di bellico e di cruento c'è ben poco, ma forse è meglio così ed è meglio che tutto ciò sia avvenuto 600 anni fa, anche se le conseguenze di questa battaglia le paghiamo ancora oggi, perché i sardi non sono un popolo indipendente, a differenza della maggior parte dei popoli d'Europa e a differenza degli italiani stessi che hanno combattuto il loro risorgimento 2 secoli fa. Anche gli italiani ebbero una loro sconfitta nel loro risorgimento, che fu la prima guerra d'indipendenza, con la quale dovettero firmare un armistizio durissimo nei confronti dell'impero dell'Austria-Ungheria, una sconfitta che poi venne tradotta in vittoria attraverso le guerre di indipendenza successiva. Questa battaglia che vediamo rappresentata, che è la battaglia di Seddori, vide invece la sconfitta delle truppe sarde e la perdita dell'indipendenza che dura fino ai nostri giorni. Ecco un'altra simulazione di battaglia tra le due cavallerie che si fronteggiano. Devo dire che è utile per capire come si svolgeva uno scontro tra cavallerie medievali, però se dobbiamo analizzare i fatti così come avvennero, la cavalleria arborense entrò in campo in una fase molto successiva, perché l'impatto della cavalleria aragonese venne soprattutto gestito e contrastato dalla fanteria sarda che abbiamo visto in precedenza. Però anche questa rappresentazione dà l'idea di quello che sarebbe potuto essere lo scontro fra le due cavallerie, anche se attraverso un clima un po' festoso che ricorda più che altro l'Ardia di Sedilo e di Pozzomaggiore piuttosto che una battaglia medievale. Questo insomma lo diciamo con una punta di ironia che spero ci sia consentita da parte di chi ci guarda. Ecco, vedete che qualcuno probabilmente ha fatto un po' di confusione, perché vedo due cavalieri sardi che duellano fra di loro, quindi insomma probabilmente c'è qualcuno che ha le idee un po' confuse, ma insomma fa parte del gioco. Ecco, vedete un cavaliere sardo, un cavaliere delle truppe francesi che sono sotto le insegne della Sardegna, del regno di Arborea, che combatte contro un cavaliere aragonese. Prima abbiamo visto due cavalieri sardi che combattevano fra di loro. Francamente la cosa mi ha lasciato un po' perplesso, perché a meno che non avessero problemi sentimentali fra di loro, non credo che nella battaglia effettiva si sia potuto verificare un'eventualità del genere. Ma comunque tutto ci può stare. Ecco, sentite l'applauso del pubblico. Devo dire che è convenuto numeroso pubblico da tutta la Sardegna, quindi non soltanto dalle zone del medio campidano circostanti, a beneficio di chi si fosse messo in ascolto e in visione. In questo momento Progress TV sta proiettando attraverso le proprie strutture lo streaming video della commemorazione della battaglia di Salluri fra le truppe sarde e le truppe aragonesi.
Chi vi parla è Giovanni Maria Bellu, che si trova nel luogo dell'evento, quindi qui a San Luri, dove viene commemorata la battaglia. Ecco, vedete la fanteria che si è schierata nuovamente. In realtà non avvenne esattamente così, perché la fanteria venne divisa in due tronconi, lo ripetiamo, da parte della cavalleria aragonese, ma insomma, dopo che abbiamo visto i due cavalieri sardi che combattevano fra di loro per ragioni presumibilmente sentimentali, perché credo che forse solo una donna avrebbe potuto far combattere fra loro i cavalieri sardi in quella circostanza, diciamo che dopo aver visto quello tutto ci può stare. Anche l'imprecisione fa parte della bellezza di questa rappresentazione. Probabilmente, se la rappresentazione fosse stata più fedele, sarebbe stata meno fruibile da parte del pubblico. Ecco, vedete un'altra simulazione di duello fra i cavalieri, inquadrate le fanterie rispettive sullo sfondo, una parte della cavalleria aragonese che rimane nelle retrovie. Ecco, vedete le simulazioni di duelli. Anche qui, insomma, per par condicio abbiamo visto due cavalieri aragonesi che si sono scambiati due stoccate fra di loro. Forse problemi sentimentali non erano soltanto sul campo dei sardi, ma anche sul campo degli aragonesi. Qualche donna contesa ci sarà stata anche lì, per ragioni perlomeno statistiche. Ecco il vessillo dell'albero del radicato di Arborea, sotto il quale combattono i sardi che difendono la propria terra dagli invasori provenienti dalla penisola iberica, che sfilano qui davanti con la loro cavalleria con i colori giallo e rosso che la contraddistinguono. Zocidroju, il luogo nel quale i sardi trovarono la morte nel difendere la propria terra, nel giorno in cui da allora, dopo 700 anni di indipendenza ininterrotta, ancor prima che alcuni popoli, come per esempio gli italiani, conquistassero la propria indipendenza, il giorno in cui i sardi trovarono la morte e persero la loro sovranità fino ai giorni nostri. Ma chi vi parla è convinto del fatto che per ragioni storiche una situazione del genere non può durare in eterno. Ecco un'altra simulazione di combattimento. Devo dire che ecco, vedete lo striscione Prosistoria Nazionale Sarda. Nelle scuole italiane che frequentiamo anche noi sardi viene appresa la storia degli italiani, il loro risorgimento. Non viene appresa la storia della nazione sarda, notoriamente, per cui molti di noi non conoscono il significato di questa battaglia, molti di noi non sanno che i sardi siamo stati indipendenti per 700 anni
fino all'evento celebrato e rappresentato qui oggi. Di battaglia, ma la battaglia è tutt'altro che Molti di noi, attraverso la storia italiana che viene insegnata nelle scuole italiane, conoscono la storia degli altri e non la propria. Molti di noi non conoscono la storia della nazione sarda, una parte della quale viene oggi qui rappresentata. Anche la fanteria giudicata. Ecco di nuovo l'inquadratura che indugia sulla fanteria sarda, i vessilli al vento della bandiera sarda dell'albero del radicato di Arborea. Vedete che anche se l'inquadratura è in campo lungo, credo che siate in grado di scorgere quello che abbiamo detto prima, cioè che alcuni membri della fanteria hanno un'armatura, altri non la posseggono. Questo è assolutamente in linea con il fatto che trattandosi di un esercito volontario, ciascuno deve provvedere da sé al proprio armamento, quindi era assolutamente naturale che alcuni possedessero un'armatura e che altri non la possedessero, un po' come accadeva nell'esercito dell'antica Roma nel periodo repubblicano, nel quale i cittadini romani erano divisi in classi a seconda del censo, a seconda della classe si provvedeva al proprio armamento, quindi si possedeva uno scudo e una spada propria, chi possedeva addirittura solo la spada e non era dotato dello scudo, chi possedeva un'armatura a protezione e chi al contrario non la possedeva affatto. Due sole lamiere orizzontali modellate, mentre intanto vedete altri fanti recuperano le loro posizioni sul campo di battaglia. C'era il pettorale, una piastra con incavi in corrispondenza dello scollo e dei guardascella, e la cosiddetta panzera che era assicurata al petto con cinghie di cuoio. Sul retro si usava invece la schiena e il guardarena. C'era poi il faldare, inizialmente realizzato in cuoio, successivamente con delle lamine metalliche. Aveva il corpo. Ecco, mentre vediamo sullo sfondo ancora inquadrata la fanteria dei sardi che elevano il bardo al cielo in gesto di sfida di battaglia, abbiamo qui accanto a noi Sandro Ghiani, presidente nazionale di Progress. Grazie per essere venuto qui da noi. Grazie a voi. Ecco, allora, un'occasione importante è questa della rappresentazione della battaglia di San Luri. Prima stavamo facendo qualche considerazione, dicevamo che i sardi non apprendono la propria storia attraverso le scuole italiane che frequentano. Nelle scuole italiane viene insegnata la storia del popolo italiano, perché la scuola è il luogo all'interno del quale ogni popolo sostanzialmente tramanda se stesso. Questa può essere un'occasione di arricchimento per i sardi per conoscere almeno una parte della propria storia. Un evento importante come quello di oggi, che celebra in qualche modo una battaglia nella quale i sardi hanno perso la propria indipendenza e non l'hanno mai più riconquistata. È un'occasione importante secondo te? Se sì, perché? O anche se no, per quale motivo? No, io penso che sia un'occasione importante e credo che ci sia anche una maturazione da parte del pubblico sardo nell'assistere a questi spettacoli. Si tratta più che di una celebrazione, si tratta di una commemorazione, e nella reazione del pubblico io credo che questo si senta, si percepisca, nel senso che nonostante ci sia oggi tantissima gente,
dal punto di vista spettacolare la manifestazione è anche piuttosto bella, imponente e coinvolgente, c'è un silenzio o un commemorare o un commentare a bassa voce, c'è la continua consapevolezza che si sta rappresentando un momento di tristezza e non un momento di vittoria. E io l'avverto nel pubblico, i sentimenti che si diffondono tra le persone sono sentimenti in qualche modo di speranza che qualcosa cambi, nonostante per quello che riguarda la vicenda storica tutti sappiamo che il passato non può cambiare. Cioè, nonostante credo che anche manifestazioni come questa contribuiscano a suscitare riflessione, a suscitare il desiderio di cambiare le cose. Non si cambia il passato, giustamente, e si cambia il futuro però. E quello che non fa la scuola, paradossalmente, in Sardegna è diventato compito anche di quelle associazioni di cui finora abbiamo sempre pensato, anche a volte con sufficienza, ingiustamente secondo me, come le Proloco, che invece in qualche modo risvegliano anche la memoria, non mantengono solo vive le sagre e le festicciole alla buona, ma in qualche modo lavorano, migliorando anche di anno in anno, mi sembra, per la ricostruzione della nostra storia. Ecco, a proposito della ricostruzione della nostra storia, io prima notavo un fatto, che nelle precedenti rappresentazioni era presente la bandiera dei quattro muri, che era il vessillo attorno al quale si raccoglievano gli aragonesi. Prima abbiamo detto che quando i sardi vedevano il vessillo dei quattro muri lo individuavano come un simbolo di nemici e di invasori, perché era il vessillo sotto il quale combattevano gli aragonesi. Abbiamo detto che oggi paradossalmente è il simbolo della regione autonoma della Sardegna. Abbiamo visto che da questa rappresentazione il simbolo dei quattro muri è quasi sparito del tutto. C'è soltanto un fante aragonese che presenta questa bandiera, l'abbiamo vista adesso e lo vediamo ora nella rappresentazione di scontro tra le due fanterie alle quali stiamo assistendo adesso. In genere in passato aveva dato qualche problema la presenza di questo simbolo, perché quando gli aragonesi scendevano in campo sotto questo vessillo, in genere gli spettatori sugli spalti tendevano ad applaudirli perché li identificavano come i sardi e non capivano invece chi fossero gli altri che avevano l'albero deradicato di Arborea, che invece erano i sardi. Oggi questo vessillo nell'8ª edizione è sparito completamente, forse per evitare in qualche modo delle problematiche di identificazione. Ecco, cosa ne pensi di questa circostanza? È stato utile averlo fatto sparire dalla rappresentazione o forse era meglio lasciarlo? Ma io ho notato in effetti che c'è una sola bandiera col vessillo dei quattro muri sulla parte aragonese. Questo da un lato aiuta a capire la divisione del campo senza errori da un certo punto di vista. In ogni caso quella che c'è dalla parte giusta, cioè nel senso che rappresenta gli aragonesi e non i sardi. Quindi diciamo che filologicamente questa operazione comunque almeno è corretta, nel senso che diminuisce moltissimo, ce n'è solo una, nella realtà sappiamo che era la loro bandiera di guerra e quindi era molto più rappresentata. Probabilmente c'è ancora un cammino da fare, cioè via via che sarà più chiaro a chi assiste a queste manifestazioni negli anni, a chi la organizza, a chi partecipa, a chi se ne interessa, forse si potranno anche reintrodurre più bandiere senza che la gente faccia confusione. La verità è che questa faccenda proprio è la dimostrazione del fatto che per capire qualche volta bisogna almeno inizialmente semplificare. Una volta avvenuta questa semplificazione però bisogna avere la coerenza di reintrodurre sia pure lentamente la complessità della realtà che in realtà non è mai semplice, anche per le conseguenze che quella bandiera ha avuto sulla storia dei sardi. Cioè si è passati, certamente nel 1409 i sardi non avevano dubbi su che cosa rappresentasse quella bandiera. Se invece oggi questi dubbi si hanno è per una ragione molto semplice, che ci sono 6 secoli di storia in cui tutti hanno giocato a confondere le idee. Ecco, vedi, abbiamo assistito in questo momento a una rappresentazione cruenta dello scontro di fanteria. C'è la simulazione di morti, di feriti, sia da una parte sia dall'altra. Io prima scherzavo perché abbiamo visto addirittura 2 cavalieri sardi e 2 cavalieri aragonesi che combattevano fra di loro durante la simulazione delle cariche di cavalleria.
C'è stato insomma qualche fraintendimento, prima abbiamo scherzato, abbiamo detto probabilmente avevano dei problemi sentimentali fra di loro. Ecco che vediamo in effetti la bandiera dei quattro muri che sfila è portata da un solo fante. Ecco, io ti volevo chiedere, in un'occasione del genere, secondo te, tu prima hai detto che molti stanno assistendo anche con una certa contrizione a quella che tu hai sottolineato essere non una celebrazione ma una commemorazione. Secondo te a che livello di consapevolezza, quale livello di consapevolezza è giunto il pubblico che partecipa a questa rappresentazione nel comprendere che cosa rappresenta questo evento nella nostra storia, cioè non solo una sconfitta militare ma la perdita totale della nostra indipendenza e anche la perdita di riconoscimento come nazione. Oggi non solo con gli italiani ma anche con i sardi a volte diventa difficile dire e affermare che i sardi sono una nazione, che i sardi non sono italiani, non sono francesi ma sono semplicemente sardi. Ecco, secondo te c'è un maggior livello di consapevolezza da parte del pubblico? È un po' difficile dire se c'è una maggiore consapevolezza da parte di questo pubblico. Io l'ho rilevata soprattutto nell'atteggiamento composto, per quanto possa sembrare qualcosa che guardando gli spalti potrebbe sembrare una partita di calcio a risultato garantito negativo per quasi tutti i tifosi, perché credo che qui nessuno faccia il tifo per i catalani, chiaramente. Però nonostante questo un aumento di consapevolezza c'è. Forse è anche il caso di chiarire, sarebbe bello poterlo dire a tutto il pubblico che invece che guarda la manifestazione e non ci ascolta probabilmente però in televisione. In realtà questa battaglia, come tutte le battaglie, non è mai definitiva, non è definitiva. È vero che noi la utilizziamo quando pensiamo, cerchiamo di sintetizzare, di semplificare al massimo la storia giudicale, identifichiamo con questa battaglia il momento in realtà della sconfitta e quindi della fine dell'indipendenza della Sardegna. In realtà non è un episodio completamente quello che definisce le politiche, quello che definisce i risultati della storia non è mai una singola battaglia e a volte non è neppure la battaglia in sé. A guardarla con uno sguardo più ampio noi sappiamo che questa battaglia non ha segnato solo la fine dell'indipendenza della Sardegna e del giudicato di Arborea, che tra l'altro era da poco arrivato anche al massimo sviluppo e ad avere quasi riconquistato quasi tutta la Sardegna. In realtà ha segnato anche l'inizio di un declino inarrestabile degli stessi catalani, degli stessi aragonesi. Non passerà molto tempo che dalla morte di Martino il giovane che comincia il declino che sarà poi inesorabile comunque anche per gli spagnoli. Quindi diciamo che le guerre sono sempre solo momenti di quello che è il fluire della storia, che peraltro non è ancora interrotto, quindi diciamo che ha segnato un punto negativo, ma non è l'ultimo. La partita è sempre aperta, fortunatamente oggi non si gioca più in quel modo, o almeno non solo in quel modo. La tristezza che comunica vedere un campo di battaglia anche simulato forse anche un po' alla buona, con i cadaveri per terra, ma se fosse una vittoria sarebbe la stessa cosa. A me viene in mente che noi potremmo celebrare, come spesso fanno le nazioni, magari un momento precedente, tipo la vittoria di Sant'Anna, dove il giudicato di Arborea sconfigge e addirittura elimina quello che per allora era il maggiore condottiero dell'esercito catalano, condottiero famosissimo, conosciuto in tutta l'Europa del tempo. Potremmo celebrare quella, ma sarebbe comunque una celebrazione triste, perché sarebbe comunque il ricordo di un'epoca in cui si pensava di risolvere i problemi in qualche modo ammazzandosi l'un l'altro. Non che non si faccia ancora oggi purtroppo in buona parte del mondo, visto che il mondo è pieno di guerre, però almeno per quello che riguarda il nostro mondo credo che il mondo, la parte in cui siamo collocati noi, ci siano molti più mali, ma non solo il nostro, perché se vado a vedere o penso a come si sono risolte
situazioni molto difficili come quella dell'India nel secolo scorso, eccetera, penso che finalmente l'umanità ha elaborato altri metodi, che sono metodi non violenti, che sono metodi pacifici, che sono in grado di contrastare anche la violenza, anche la potenza militare. C'è sempre più consapevolezza, non so quanta, sicuramente in Sardegna comunque più che altrove, c'è sempre la consapevolezza che se un popolo non accetta di essere schiavo, di essere subalterno, non c'è nessuno che possa tenerlo sottomesso all'infinito. C'è sempre una possibilità di trovare, di costruire la propria libertà. Ecco, mentre tu ponevi l'accento sui temi della non violenza politica, abbiamo assistito adesso alla simulazione di quello che avvenne in quella circostanza, abbiamo assistito alla simulazione di feriti, di morti, di feriti che vengono portati via dal campo di battaglia, ma anche di feriti che vengono fatti prigionieri e che quindi vengono raccolti dalla parte avversa per diventare prigionieri di guerra della parte che in questo caso ha prevalso sul campo. Ti vorrei fare un'altra domanda prima di congedarti. Io, ad esempio, nella mia attività di insegnante ho scoperto che quando insegniamo la storia della Sardegna alle giovani generazioni hanno una capacità di identificarsi e di sentirla come propria maggiore rispetto a quella che abbiamo noi trentenni o comunque la mia generazione che non ha avuto la possibilità di apprenderla a scuola. Quando hanno questa possibilità hanno una grande capacità di identificazione e di interiorizzazione di quei contenuti che gli vengono proposti. Dico una cosa che sembrerà banale, non hai l'impressione anche tu che le nuove generazioni in Sardegna possano condurre questa spinta maggiormente rispetto a quanto stiamo facendo noi trentenni o le generazioni che sono venute anche prima di noi? Beh, io poi che sono parte delle generazioni venute prima, visto che sono un sessantenne, sono assolutamente d'accordo su questo. Faccio un'osservazione, ho intravisto per un attimo le bandiere con l'albero verde che stavano dietro il campo di battaglia e ho notato che non erano figuranti, ma erano buona parte giovani che con quelle bandiere, giovani al di fuori anche dell'organizzazione, perché ho visto l'abbigliamento, ho visto gli atteggiamenti e secondo me sono quelli che più di tanti altri rappresentano, ma ne rappresentano certamente tanti altri, rappresentano la volontà di cambiare le cose, anche alterando un po' il quadro coreografico che la Proloco di San Luri aveva generosamente organizzato e messo a disposizione. Grazie a Sandro Ghiani, presidente nazionale di Progress, e ti ringrazio per essere stato qui con noi. Ecco, mentre vediamo che sfilano ancora, vediamo inquadrata la cavalleria aragonese, abbiamo visto prima la simulazione di battaglia con i morti, i feriti, la cavalleria e la fanteria in campo. Ecco, probabilmente anche oggi ci sono degli aragonesi in Sardegna, ma non solo perché la Sardegna non è uno stato indipendente, come abbiamo detto tuttora, ma oggi credo che abbiamo l'opportunità di spiegare chi sono gli aragonesi che oggi si trovano in Sardegna. Abbiamo qui con noi Daniela Concas del comitato Noigia No Trivellazioni, grazie per essere qui con noi. Buonasera, sono Daniela. Mi trovo qui sicuramente a vedere sta battaglia, essendo sanlurese d'adozione e comunque mediocampidanese perché sono di Villacidro. Sicuramente questa battaglia, anche se vista in piccolo, può insegnare una grandiosa cosa, che è sicuramente quella di credere nei propri ideali, credere nella propria terra, credere nelle cose che più hanno un significato. Sicuramente non eravamo nell'era di internet né delle grandi comunicazioni, ma è stato comunque possibile mettere insieme 20.000 persone per una battaglia non da poco. Non conta il risultato finale, ma sicuramente quello che è stato raggiunto, ovvero sia un'unità nella lotta per i propri ideali.
Sicuramente penso che la lotta per l'indipendenza debba appartenerci oggi più che mai, perché grandi lotte ci appartengono. Appunto sono uno dei portavoce del comitato Noi Gessiliqua, che ovviamente pensa che non siano opportuni altri sfruttamenti per il nostro territorio, in particolar modo le trivellazioni. Pensiamo sicuramente che questo sia anche metaforicamente diciamo come una sorta di lotta che deve essere portata avanti, perché quello che ci interessa è sicuramente la nostra terra intesa come territorio, e quindi salvaguardia del territorio, quello che noi proponiamo oggi nel 2013, e sono lotte che si portano avanti 600 anni fa come 600 anni dopo. Niente, sicuramente questa rievocazione arriva nel momento giusto, spero che tutti l'abbiano potuta sentire più con l'emozione che con diciamo che con il ricordo di qualcosa che è successo, ma sicuramente vederci qualcosa anche di odierno, di come si può dire, qualcosa che ci appartiene più oggi che ieri. Ecco, io vorrei approfittare dell'occasione per chi ci ascolta, perché ricordiamo che siamo collegati anche con Tiscali, con il sito dell'Unione Sarda, per spiegare esattamente qual è la ratio del vostro comunicato, del vostro comitato, perché prima stavamo spiegando per esempio che c'era la fanteria sarda, che era composta principalmente da sardi che venivano da tutta la Sardegna, quindi non era coscritta, non si trattava di mercenari, cosa che invece era la caratteristica dell'esercito aragonese, quella della provenienza soprattutto di soldati coscritti e di soldati mercenari. Ecco, parliamo invece dei soldati di Arborea di oggi, che siete voi. Qual è la ratio di questo comitato e qual è la situazione alla quale voi vi state opponendo? Noi ci opponiamo sicuramente a dei progetti che inizialmente erano due, si chiamavano Progetto IGE e Progetto Siliqua. Erano dei progetti di trivellazione che proponevano sia per lo sfruttamento di idrocarburi che per lo sfruttamento di energia geotermica. Erano proposti da Saras e da Geoenergy. Adesso se ne sono portati avanti ben altri 7 che propongono sempre dei paesi come diciamo estensione territoriale del Medio Campidano. Tutti questi paesi sono Villacidro, Salluri, Uta, Sardara, Serramanna, fino a Siliqua, Decimo, insomma prende un'estensione enorme. Questa estensione appunto abbiamo saputo che è andata diciamo a comprendere un territorio sempre più vasto proprio circa 2 mesi fa, quando sono stati proposti questi nuovi progetti. Siamo attualmente a numero 9 progetti e la cosa diciamo ci desta preoccupazione, perché sappiamo benissimo che sono trivellazioni diciamo a grande profondità, si va a 3000 metri in verticale, poi si va anche in orizzontale, quindi è una cosa che è abbastanza diciamo lesiva per il nostro territorio. Sappiamo benissimo che sottoterra, detto chiaro e tondo, si trovano le nostre falde, si trova anche invece in superficie la potenza del nostro territorio, che è quella di un territorio che può essere sfruttato sicuramente ancora per agricoltura e anche tanto altro. Quello che a me stupisce è che contemporaneamente a volte troviamo degli eventi contrastanti, magari il proposto di eventi come quelli della terra cruda che si è tenuta a Serramanna e altri in concomitanza che discutono di questi sì o no per il metano, sì o no per il geotermico. Quindi questo significa che siamo in un momento diciamo di passaggio in cui dobbiamo veramente decidere e prendere una posizione su quello che vogliamo. Noi ovviamente riteniamo che il nostro territorio debba essere protetto, debba essere preso in alta considerazione il suo essere preservato, e questo possiamo farlo solo noi. Oggi è una giornata importantissima perché comunque, ripeto, durante questa rievocazione si può ben comprendere quale sia il valore di una lotta e quindi di portare avanti un'idea in cui noi crediamo. Ecco, ti faccio un'ultima domanda. Noi sappiamo benissimo per esempio che la Saras ha la sede fiscale in Italia, i depositi fiscali in Italia. La Saras ruba dal territorio della Sardegna, inquina e fugge. In genere quando ci sono queste cattedrali nel deserto che vengono costruite in Sardegna, vengono costruite attraverso un asse che è ricatto in cambio di lavoro. Lo abbiamo visto per le basi militari, lo abbiamo visto anche per le modalità attraverso cui vengono proposte queste trivellazioni. Quindi molto spesso può capitare che una parte della popolazione è favorevole a questo tipo di cattedrali nel deserto. Può capitare che una parte della popolazione osteggi quella che è la nostra azione di salvaguardia del territorio. Questo è successo per le basi militari in passato, soprattutto per la base militare di La Maddalena. 20 anni fa era molto difficile andare alla Maddalena a dire che la base militare non ci doveva essere.
Ecco, da questo punto di vista, che tipo di riscontro state avendo? Quanto consenso state riuscendo a ottenere? E perché no, anche chi sta ostacolando il vostro percorso di tutela del vostro territorio e del nostro territorio? Allora, per quanto riguarda i sì e no, diciamo che la situazione al momento è abbastanza traballante, nel senso le persone che cercano di informarsi e che sanno incominciano, diciamo, a propendere per un no, ovviamente abbastanza deciso. Chi già sapeva, anche grazie a questo al comitato No Arborea, che aveva comunque già diffuso l'idea di questi progetti, che per primi si sono presentati nel loro territorio. Ricordo che infatti il tutto nasce della nostra informazione grazie al fatto che loro si erano presentati a Salluri e noi con molto interesse abbiamo seguito quest'iter che si stava verificando in Sardegna e che comprendeva anche noi del Medio Campidano. I sì e no al momento, ripeto, nella bilancia pendono un po' da una parte e un po' dall'altra. Speriamo soprattutto che il sì dalla nostra parte, quindi un no, sia da parte delle amministrazioni, perché quello che più conta è sicuramente vedere che le amministrazioni riescono a comprendere che cosa i cittadini vogliono. Ovviamente è vero che l'educazione è quella che manca, l'educazione sicuramente ambientale, ma soprattutto sapere quello che succede, l'informazione. È giusto essere informati, è giusto che noi cittadini sappiamo quello che succede, è giusto che la politica ci informi. Attualmente delle interrogazioni sono state fatte sia in provincia del Medio Campidano, una a dicembre da parte del consigliere provinciale Andrea Mura, a cui io ero presente. Lui ha fatto un'interrogazione su quelle proprio del Medio Campidano, Claudia Zuncheddu a livello politico come consigliera regionale. Diciamo, la salvaguardia del territorio è purtroppo in mano a poche persone a livello politico e amministrativo. Speriamo, ripeto, che le amministrazioni ascoltino quello che la popolazione vede, quello che la popolazione vuole. Non è così impossibile cercare delle alternative, averle, cercare dei nuovi progetti che possano portare avanti qualcosa di più ecologico, di più, diciamo, attinente. Anche la nostra terra ormai è già troppo violentata da tutto, anche il Medio Campidano soffre a queste cause, è un territorio comunque inquinato al di là di tutto, perché ci sono varie prove che questo lo sia, da vari studi, non è che lo diciamo noi, sono studi, ripeto, confermati. Speriamo insomma che venga compreso questo messaggio, che è sicuramente un messaggio di salvaguardia, non è assolutamente negativo, anzi non si osteggia nessuno, anzi si vorrebbe che il sardo si riappropriasse anche dei propri mezzi, nonché della propria cultura, che è quello che manca. Anche Sabatalla non è una cosa, voglio sottolineare, molto conosciuta, mentre è storia sarda, e la storia sarda dovrebbe essere integrata a livello delle scuole, cosa che manca, perché il sardo deve riappropriarsi di una propria identità. Quando manca quello, manca tutto. Noi sardi ormai non sappiamo più chi siamo, ci affidiamo al primo che viene, ci promette qualcosa, un posto di lavoro o qualsiasi altra situazione che sembri appetibile. Poi questo si rivela pur sempre, a livello di pochi decenni, una delusione o comunque una catastrofe. Tanta gente è ormai a spasso dopo che queste fabbriche chiudono. Quello che invece ci rimane è il territorio, quindi se inquiniamo anche quello non ci rimane manco quello e non ci rimane neanche nient'altro da fare. Perfetto, ti ringrazio molto Daniela, Grazie sei a voi. stata bravissima e sei stata splendida, grazie per essere stata Grazie su a voi. Progress TV. Grazie a voi. Bene, noi stiamo vedendo le immagini dei cavalieri aragonesi e sardi che sfilano e che ritornano presso i loro acquartieramenti. Qualcuno si diverte a fare un giro di campo, mentre nel frattempo la maggior parte del pubblico è sfilata, e vediamo molti del pubblico che hanno la bandiera dell'albero del radicato di Arborea. Noi ci auguriamo che questa 8ª edizione, una giornata come quella di oggi e anche la nostra diretta, serva a farci comprendere ancora di più quello che è il nostro patrimonio storico, quelle che sono le nostre radici, e quello ancora che dobbiamo imparare, quello che ancora dobbiamo costruire per essere realmente consapevoli ed essere liberi, essere consapevoli di appartenere ad un popolo, ad una nazione che può aspirare alla propria indipendenza come molti popoli d'Europa e del mondo hanno fatto. Non c'è nessuna ragione perché noi sardi non possiamo fare altrettanto, non esiste nessuna ragione al mondo. Grazie per essere stati con noi, Giovanni Maria Bellu vi saluta e vi dà appuntamento alle prossime dirette con Progress TV. Ciao a tutti.